Fiammetta Borsellino, figlia del giudice Paolo, è stata ascoltata in commissione regionale antimafia. Ci sono tante persone che devono dare spiegazioni e nessuna delle persone interessate ce ne ha date. Il depistaggio iniziò subito dalle indagini affidate ad un appartenente al SISDE e a una procura impreparata. Ma io, come faccio già da tempo, ho cercato di chiarire, e questo l'ho fatto ancora prima delle motivazioni, tutte quelle che sono state le anomalie che hanno caratterizzato le indagini e i processi su Via D'Amelio. È una cosa che faccio da tempo, sicuramente la sentenza e le motivazioni hanno avvalorato quello che risultava già dalla sentenza del Borsellino Quater. Nel mio caso della famiglia non ci sono giudizi, ma c'è semplicemente un'analisi e un racconto dei fatti, fatti tra l'altro accertati processualmente, quindi non c'è alcuna questione personale, ma di fronte a tali gravi anomalie, no, certo non si poteva stare zitti, non si poteva fare a meno di chiedere delle spiegazioni. Sono tanti perché che ancora ad oggi non hanno avuto nessuna risposta. Fino a quando questa risposta non ci sarà, noi continueremo a chiedere in modo quasi martellante il perché queste risposte non vengono date. Il depistaggio inizia nel 92, sì, perché fatti emblematici lo evidenziano, perché già nel 92 Via D'Amelio viene trattata come una piazza nella quale potesse passare una mandia di bufali, cancellando tutti quegli elementi di importanza investigativa. Già allora si forma un gruppo di indagine un po' anomalo, perché vengono dati dei superpoteri a un poliziotto, Arnaldo Valbarbera, che era anche uno stipendiato del SIS, perché già allora si forma una procura di persone che di certo non eccellevano per la loro esperienza in campo di reati di mafia. Erano giudici giovani, come si sono definiti alle prime armi, esattamente quello che un eccidio, una strage di tale portata non meritava. Mi rendo conto che si è andato molto nel merito dei fatti processuali, ma diciamo noi siamo persone dotate anche di intelligenza, quindi mi sembra assolutamente normale nel momento in cui si consuma un depistaggio chiedere il perché di determinate procedure. Io penso che queste risposte le si debbano non soltanto a noi, ma anche al popolo italiano. La commissione regionale antimafia, presieduta da Claudio Fava, ha dunque ascoltato Fiammetta Borsellino. Le parole di Fava: resta traccia di quello che è successo. Tra il 92 e il 94 si è assistito al più clamoroso depistaggio che la storia della Repubblica ricordi. Per questo chiederemo agli attuali responsabili dell'intelligence cosa è accaduto tra il 92 e il 94. Io vorrei stare ai fatti di cui ci dobbiamo occupare. I fatti ci dicono che nel momento in cui esplode quella bomba accadono molte cose inconsuete. Alcune sono di esclusiva competenza dell'autorità giudiziaria, che deve accertare se depistaggio ci fu e quindi se violazione della legge ci fu, da chi fu consumata questa violazione, per conto di chi, in nome di chi, per tutelare quali interessi. A noi spetta il compito di un'indagine politica su come sia stato possibile che alcuni meccanismi istituzionali siano stati travisati nel loro significato, alcune norme di garanzia siano state sistematicamente violate. Dobbiamo capire come tutto questo sia stato possibile, interrogando anche la memoria istituzionale, la memoria processuale, la memoria documentale dei servizi di intelligence. In tanti sono ancora in condizione di poterci aiutare a ricostruire quello che è accaduto, ma anche chi non porta alcuna responsabilità. Ma penso che se il SISDE decide di affidare a un proprio uomo il compito di indagare attraverso la doppia funzione di agente dei servizi e di capo della scuola mobile di Palermo il coordinamento delle investigazioni, di tutto questo
l'allora SISDE, oggi AISI, quindi diciamo, l'archivio dei servizi conserverà traccia come alcune cose siano potute accadere, perché noi ci auguriamo che ci sia collaborazione da parte di quegli ambiti, di quei settori istituzionali che memoria e traccia delle cose accadute 26 anni fa sicuramente la conservano.